credo che ci siano diverse possibilità attualmente in Regione, con interventi fra l'altro che sono in questo momento aperti, per fare alcune delle cose che sono state dette nel filmato. In particolare abbiamo un intervento che si chiama Linea 3, che è rivolto in particolare alle imprese, misure per le imprese contro la crisi, che prevede diverse tipologie di intervento per tutta l'attività di tipo formativo, ma anche per favorire innovazioni, per favorire l'internazionalizzazione, ovviamente per mantenere chiaramente l'occupazione in Veneto, perché chiaramente non è che promuoviamo l'internazionalizzazione per esportare anche l'occupazione, ma ovviamente per mantenere le imprese, per far sviluppare l'impresa. Così come abbiamo interventi sia come assessorato alla formazione e istruzione del lavoro, ma anche con interventi che fa l'assessorato allo sviluppo economico, in particolare sulla ricerca, per favorire appunto tramite assegni di ricerca lo sviluppo della ricerca non solo all'interno dell'università, ma anche all'interno del nostro sistema delle imprese, delle piccole e medie imprese. Per quanto riguarda il restauro, questa è un'attività tra virgolette di nicchia, anche se come vedremo le risorse che ha messo la Giunta regionale sono veramente importanti, nel senso che ovviamente si integra con altri interventi che facciamo. Abbiamo un sistema che ormai è strutturato, è molti anni che facciamo bandi finanziati per il settore restauro, ovviamente parlo come ambito delle risorse umane, quindi della formazione, poi ci sono anche altri interventi ovviamente che vengono fatti nell'ambito invece delle infrastrutture, e quindi abbiamo ormai un sistema strutturato anche in un momento di difficoltà, in particolare per quanto riguarda la parte relativa alla disponibilità di cassa e quindi al patto di stabilità. Questo è un intervento che abbiamo continuato a mantenere. Abbiamo avuto continuità, come sapete, in un quadro normativo non definito. Abbiamo realizzato una rete di soggetti formatori specializzati. Devo dire che purtroppo la rete si è ristretta perché abbiamo meno finanziamenti, ma comunque in tutto il territorio veneto, direi in tutte le province, abbiamo soggetti specializzati, altamente specializzati in questo ambito, così come abbiamo cercato di identificare e abbiamo effettivamente individuato alcuni luoghi, in particolare i laboratori, eccetera, dove viene fatta appunto la formazione per queste figure. E poi appunto abbiamo partecipato alla definizione di figure professionali a livello nazionale. Qui sono giusto qualche numero di quello che abbiamo fatto in questi anni. Da 2006 ad oggi abbiamo finanziato 185 corsi, formato oltre 700 operatori, quindi numeri direi veramente rilevanti. Penso che il Veneto sia, o credo che sia la regione che ha investito di più sulla formazione nell'ambito del restauro. Come vedete 24 milioni di euro, i finanziamenti dicevo sono scesi, ma comunque direi sono molto importanti, di cui ben 7 dal bilancio direttamente della regione, il resto sono fondi comunitari e fondi nazionali del cofinanziamento nazionale. In termini di esito occupazionale, che poi è una delle cose fondamentali che andiamo a vedere non soltanto dopo che finanziamo l'attività, ma anche prima di programmarla, andando a vedere quali sono i fabbisogni ovviamente occupazionali previsti. Come vedete abbiamo dei dati veramente direi importanti. Nel 2004-2007 abbiamo avuto l'82% di occupazione coerente rispetto ai qualificati che fanno il percorso triennale, e nel 2008 da un progetto che ha fatto la Regione in collaborazione con Veneto Lavoro abbiamo avuto il 69,7%, quasi il 70%, con un ulteriore 4% che prosegue e continua a studiare, che quindi va considerato sommato pari a quasi il 74%. Questi sono dati fra l'altro che la Regione verifica direttamente, non vengono chiesti come molti anni fa agli enti che fanno la formazione. Questo per due motivi: primo, per semplificare la vita loro, e anche per avere dati assolutamente oggettivi e comparabili. Quindi prendiamo la banca dati delle assunzioni, di tutte le assunzioni, li incrociamo con i codici fiscali di coloro che percepono i corsi e periodicamente andiamo a vedere il follow up, vale a dire gli esiti occupazionali. Ovviamente adesso vi parlo del restauro, ma questo lo facciamo su tutti gli interventi
che finanziamo per disoccupati, e comunque abbiamo anche in altri ambiti, seppur adesso in calo ovviamente per il momento negativo, abbiamo comunque una percentuale sugli interventi anche per disoccupati che varia tra il 60 e l'80%, quindi direi comunque piuttosto significativa. Abbiamo finanziato recentemente, proprio a seguito di un incontro tipo questo qui che abbiamo fatto qualche anno fa con l'assessore Donazzan a Vicenza, per la prima volta un nuovo intervento, una sperimentazione, vale a dire di andare a fare un aggiornamento, quindi formazione continua, attività di accompagnamento per gli operatori, quindi non soltanto andare a intervenire su nuovi inserimenti, sulla formazione di persone nuove da inserire, ma proprio su richiesta, in particolare quella volta delle associazioni artigiani, un intervento di formazione e di aggiornamento di persone già inserite, e appunto con la missione diretta all'esame di qualifiche e laureati in conservazione previa intesa tra università e gli organismi di formazione accreditati. Come sapete poi recentemente è stata approvata in commissione al Senato la modifica dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali con il riconoscimento delle figure di restauratore e collaboratore dall'esame che era previsto al sistema di crediti. Questo dopo una lunghissima vicenda, insomma, con il Ministero, che poi insomma, fortunatamente anche sulla base delle pressioni che ci sono state da parte delle regioni è tornato indietro, e chiaramente questo è concretamente un vantaggio per tutti i nostri qualificati che sono stati formati in questi anni, che ovviamente vedono riconosciuto tutta la formazione, tutto il lavoro che hanno fatto. Come proseguiamo? Che era un po' la domanda iniziale. Allora sicuramente proseguiremo col finanziamento di questa attività. L'ho detto all'inizio, la formazione di storia e restauro è considerata appunto strategica, perché anche se con numeri insomma diciamo più di nicchia, comunque continua a dare importanti esiti di tipo occupazionale, ovviamente come vedete compatibilmente con le risorse. Questo ormai in questa fase è diventato ovviamente la premessa fondamentale, però sicuramente continueremo a finanziare interventi di questo tipo, almeno lo faremo fino a quando vedremo che appunto gli esiti occupazionali di inserimento sono elevati come in questo momento. Stiamo poi pensando di fare comunque una ricognizione di tutti gli interventi, di tutte le figure che collaborano con il restauratore, perché è possibile fare dei percorsi formativi specifici, perché ovviamente abbiamo, ma non devo dirlo a voi, insomma, che siete esperti più di me, un patrimonio in Veneto che è elevatissimo, e quindi è importante andare a formare altre figure che possono ovviamente essere utili per mantenere, per conservare, per valorizzare questo patrimonio. E chiudo dicendo appunto che all'interno del progetto di cui vi dicevo prima, che è realizzato in questo momento da una serie di enti in partenariato con capofila l'ente di Confartigianato Veneto, appunto stiamo facendo questa analisi per vedere appunto di intervenire, quindi di allargare in realtà lo spettro degli interventi che facciamo, quindi non soltanto interventi per inserire figure, ma anche con tutte le figure, ad esempio odoratore, marmista, stuccatore, insomma quello che è stato anche detto in parte prima, che possono collaborare con il restauratore. Grazie.